le Madonnelle. Allora, ogni tanto quella di Civitavecchia, quell'altra di non so dove, insomma, ormai anche in altre parti del mondo piangono le Madonne. A Roma piangevano abbastanza spesso. Vi voglio leggere prima del sonetto la nota di Belli, in cui vedete quindi non il Belli, diciamo, poeta che rappresenta, dice io copio il popolo, poi non è che copiava proprio perfettamente, che ci metteva pure del suo, quindi abbiamo fatto molte discussioni su questa tematica del Belli, però nella nota si capisce bene quello che pensa, perché più chiara di così, dice così: già al tempo della Repubblica francese in Roma fu creduto da infiniti fanatici di vedere le Madonne delle pubbliche vie aprire gli occhi, girarli e versar lacrime. Nel 1835, avvicinandosi colera al nostro Stato, alcuni o creduli o impostori cominciarono a spargere voce della rinnovazione di un tanto miracolo. Belli alle Madonne che piangono non ci credeva proprio per niente. Era religiosissimo, era di una religione veramente integra, non poteva sopportare il potere temporale, a quanto pare. Poi vabbè, è successo quello che è successo dopo il 48, ma in tutta la parte più vigorosa, della più, diciamo, sensibile, intelligente della sua vita, ha avuto questa grossa fede, ma anche delle idee, che una di queste la vedete nelle parole che l'avete sentita nelle parole che ho letto. Semo da capo, titolo è tutto il programma, proprio. Currete, donne mie, currete, donne, a sentire la gran nova che hanno detto, che alla pedacchia, al monte, accanto al ghetto, rioprono l'occhi le Madonne. La prima non si sa, ma gli risponde quella puro del borgo e dell'archetto. Dunque datevi donne un serci in petto e cominciate a dire crielle sonne. Oddio, che sarà mai sta riuperta dopo 36 anni e mesi d'ozio? Battaglie, caristia, rovina certa. Si trovano però certi indiscreti che vanno a bisbigliare che sto negozio è un altro butteghino dei libreti. Beh, insomma, credo che fa proprio corpo con la norma, perché alla fine questi indiscreti lo fanno il loro commento.